La segreteria generale della CISL di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Carmela Petralia si è recata a Niscemi in rappresentanza della CISL siciliana e ha incontrato il sindaco Massimiliano Valentino Conti a seguito del grave movimento franoso che ha colpito la città, ha determinato una situazione di forte criticità per la popolazione. La CISL ha voluto rappresentare un gesto concreto di solidarietà e vicinanza alla cittadinanza colpita in un momento di grande difficoltà per il territorio, comunicando su indicazione della CISL Sicilia e in accordo con i servizi CAF e INAS saranno messi a disposizione della cittadinanza i servizi di supporto, in particolare per l'assistenza nella compilazione della documentazione, nella richiesta di contributi, bonus e alloggi e in tutte le pratiche connesse all'emergenza. In questo quadro la sede CISL di Niscemi in via Mazzini sarà pienamente operativa e potenziata, con apertura dal lunedì al venerdì, garantendo la presenza del gruppo dirigente locale, delle varie federazioni di categoria, dei servizi, delle associazioni del sistema CISL per offrire un punto di riferimento stabile alla popolazione. Nel corso dell'incontro la CISL ha ribadito il proprio appello alle istituzioni affinché vengano adottati con tempestività i provvedimenti necessari per affrontare e superare l'emergenza, garantendo così sicurezza, assistenza e risposte alle famiglie coinvolte. La CISL è qui per portare solidarietà alla cittadinanza di Niscemi, ha dichiarato la segretaria generale della CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Carmela Petralia, e per rilanciare con forza un messaggio alle istituzioni, alla politica. Questa comunità non deve essere lasciata sola, è necessario mantenere alta l'attenzione e individuare nel più breve tempo possibile soluzioni efficaci affinché le persone evacuate possano ritrovare sicurezza e normalità. La CISL continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della situazione, confermando la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni e a sostenere concretamente i cittadini di Niscemi.